Scatman's World. SimCity, continuiamo. Scusate. Fanculo. Qua ho sistemato il discorso petrol. Eccoci qua. Ho collegato la strada. Adesso il petrolio va. Andiamo veloci. Il petrolio va nella maniera giusta. Eccolo qua, ragazzi. E si gode, e si gode, e si gode. Adesso, una volta che ho tutti i cosi a 6.000, comincio a vendere. Poi ricarico. E sempre così, poi così mi faccio i milioni di euro. Qua, ragazzi, ho scoperto. Aspetta un attimo. Ho scoperto, ragazzi, che per fare io qua tutte le strade le ho completate. Però per fare quelle, diciamo, per il tram, devo chiaramente buttare giù tutto. Quindi, esempio, dove ho fatto la clinica e la polizia, le scuole, tutto quanto, cioè devo fare da capo. Quindi io pensavo di non fare in tutte le strade il tram. Cioè, nel senso, fare magari delle strade dove non ci sono gli edifici come la scuola e porca puttana e i pompieri e la polizia. Però magari fare un percorso tipo così, entrare per la città, però senza, ecco, andare a distruggere quegli edifici, perché non ho voglia di rispendere soldi per il cazzo, insomma. Allora, qua mi avete consigliato di fare un'altra, di reclamare un'altra città per i lavoratori. Adesso vediamo che fare. Intanto qua abbiamo clinica. E ok. Abbiamo scuola elementare. La caserma di pompa. Come 2 cliniche abbiamo, ok. Ma deposito navette. Polis. Voglio fare una bella scuola superiore, voglio fare. Non posso. Ah, per fare il dipartimento dell'educazione nella regione. Goca Pius. Quindi qua ho fatto già il turismo, già completato. Facciamo allora servizi pubblici, trasporti, sicurezza, finanze, education. Ok. Perfetto. $500 studenti al giorno e non ne ho. Porca trota. Finora 0. Ok. Ok, ragazzi, riprendiamo. Perché è chiuso? Cercasi personale, cazzo. Stronzi. Allora, tanto vediamo qua. Ok, una richiesta di alta adesso. Formali. Tanto ne piazziamo uno qua. No, ho sbagliato, sono un cretino. Eh sì, Comendone, sei un coglione, lo devi ammettere. Devo farlo di qua. Pirla che non sei altro. No, facciamo così. Ok. Perfietus. Ne cazziamo uno qua.
Quanti parchi per il cazzo che ho messo, cretinotto. E poi cosa possiamo mettere? Oh, mettiamo la biblioteca intanto. Biblioteca pubblica. Bibliotecone pubblico. Ok. Perfetto. Qua come procede il petrolio? 6.000, 6.000, 3.000, 6.000. Ok. Adesso abbiamo un guadagno basso. Qua tra un po' mi tocca fare le cose vicino, cazzo. Siamo una bella roba. Ok. Mettiamo altre casette. Ok. Qua ci siamo abbassati perché stanno costruendo nuove casette. Perfetto, vediamo l'energia. Procede bene. L'acqua procede bene. Ok. Fornisci più posti di lavoro. La domanda industriale è altissima e tra un po' mi vado a reclamare un'altra città, figlio. Facciamo così, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Allora, cazzo devo fare qua? Proviamo. Fioi, proviamo. Proviamo a reclamare un'altra città, ragazzi. E metto solo parte industriale. Così siamo i lavoratori vanno a lavorare di qua. Vediamo, ragazzi. Allora. Tanto come cazzo. Ok, da di qua. Sì, una strada bella lunga, però fioi che spame. Vabbè, allora. Vai. Ok, vediamo un attimo, c'erano minerali qua. Ok, sono di là. Perfetto. Allora, vai. Vediamo se veramente possiamo mettere solo industrie. Vai vecchio. E vai vecchio. Vai. Oh. Buono. Vai vecchio. Vabbè, cioè perché teoricamente mi avete detto che posso fare così. Speriamo. Buono. Ok. Chiaramente dobbiamo mettere water. Water. E energia.
Adesso vediamo se riusciamo qua a portare la gente da me praticamente a portarla qua. Allora l'autostrada fa così. Fa così. Ok, mi arriva subito di qua. Adesso vediamo un attimo. Perché è un momento delicato questo. Momento delicato. Cercasi personale. Sono in perdita in questo momento. Bene, mi fa già piacere. Devo capire se la gente da New Venice viene qua. È questo che non lo so. Chiaramente dobbiamo collegare anche... Guarda che è però abbastanza vicino, cioè porca puttana, sei là, cazzo. Cercasi personale, ma che da venire, fioi, chi sparo, ti gara venire da... Perché non vengono, ragazzi? Forse devo comunque fare un po' di gente anche qua, non lo so. Aspetta un attimo. Facciamoli qua, tanto non mi interessa. Ok. Allora, torniamo un attimo qua. Dio sent, non è semplice. Io praticamente volevo portare i lavoratori, cioè la gente che non lavora a New Venice sulla nuova città. Però non vanno, non capisco il perché. Ok. Cioè, più di così non ho più spazio, ragazzi. Cioè, non so più che fare. Oh, la domanda industriale è in calo. Bene. Allora, vedi, funziona, cazzo. Il sindaco della città vicina è in visita. Ma com'è possibile se sono io? Attenzione, qua abbiamo nessun compratore. Lui mi dice che ho bisogno... il ceto alto, devo soddisfare il ceto alto. Io proverei a fare anche un casino, robe così, però... elettronica, cultura. Sti qua costano fianti in massa. $15.000. Sarebbe bello, cazzo. Io ci provo. Io provo a fare il casino dopo. Al massimo se va male, ce l'ho in culo. Cioè non è tanto difficile da capire. Le attività commerciali locali aprono sedi centrali in città.
Scuola superiore approvata. Oh, manco male. Ecco, prima mi faccio la scuola superiore, però. Ma la città non va malissimo, comunque. Non si può dire che... insomma, le cose non vanno male, però... ok, la domanda è diminuita. Bene. Ora facciamo così. Torniamo... di qua. Torniamo da qua. E adesso vediamo di ragionare. Ragionamos. Ok. Ancora, cercasi personale. Sarà vaffanculo. Ok. Comune approvato. Ok. Ora mettiamo ancora un po' di casette qua. Però qua io voglio industria. Ragazzi, ho bisogno di molti consigli perché mi sono messo a fare una roba magari complicata. 2 città. Ho bisogno di consigli adesso, Ho bisogno di consigli, ragazzi. Battete la città. New Milano, ragazzi. Facciamo tutte le città italiane, fiori. Vai. Mettiamo anche qualche negozietto così, tanto per... cioè, questa deve essere la città per portare i lavoratori, cioè da New Venice a New Milano, cazzo. Speriamo bene. Torniamo a New Venice. Che poi finché vado di qua, l'altra città continua ad andare avanti? E questa è una bella domanda, ragazzi. Qua, mentre io sono su New Venice, New Milano è fermo o continua l'espansione? Bella domanda, figli. Ho bisogno di una risposta, ragazzi, perché il comandone si è messo a fare cose troppo complicate. Non ci capisco più una mazza. Oh, comunque la domanda però è calata, la domanda industriale. Però quella residenziale è al massimo. Ok, baby, ok. Qua c'è una stradina che va migliorata, che non mi sono neanche accorto. Ok. Io qua ora potrei buttare giù questo. Guarda cosa fa il comendone. Butta giù questo. Ok. E andiamo a fare quello figo. Andiamo a fare quello figo. Quello figo figo. Quello figo. Ok. E anche qua. Qua non riesco proprio a fare una mazza. No, ma non serve a niente, troppo piccolo.
Che succede? La discarica è quasi piena. Cagare, va. Allora. Facciamo così. Come non va? Ok. Perfettus. Ciao ragazzi. Io capisco che giri i coglioni, ma non so più dove mettere la gente. Altre costruzioni, molto bene. Adesso devo mettere via un po' di soldi per fare la scuola. O il casino. Cazzo, dovrei fare il casino, ragazzi. Cosa faccio? Rischio. La polizia... Qua? Salute. Molti problemi di salute. Oh, ne ho già 2 comunque, Cioè, fioi... Che do coglioni, oh. Ok. Mettiamo anche un'ambulanza in più. Ok, baby. Perché la salute è importante a Kumenda Bay. Ok, beh, la gente che è contenta mi sembra, dai. Il Kumenda vuole fare il casino, sì. Qua, eccoli qua, guarda che bello. E la parte commerciale sta andando bene perché siamo addirittura con i grattacieli, cazzo. Bene, 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 molto bene. Traffico come va? Il traffico scorre via bene. Cioè qua ancora problemi di salute, mi infioi, cioè... ti devo aspettare adesso, però... Quanto costa il casi? 15. Casi no. 15.000, ok. Io la rischio, ragazzi. Rischiamo il casino. Ok. Pa 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 para pa. Tenta condomini di lusso in costruzione. Bene. Dai, dai, che siamo sempre in aumento. Bene, bene. È vero che le popolazioni erano anche 30.000, però è chiaro che vanno via, poi ritornano. Un po' complesso il procedimento. Adesso guadagno poco. 1.900 a turno. Poco poco. Oh, qua tutto pieno. 6.000. 4.000 di 6.000. Quando arriva, questo è quello che faccio io di solito. Quando arrivano tutti a 6.000 comincio a esportare per Zapariskei. Quando tutti tornano a 0 mi tengo le merci per avere tutto su una volta. Insomma, faccio così io, ragazzi. Dopo se è sbagliato, come sempre, commento che ho visto che non vi siete risparmiati, ragazzi. Fate bene, il Kumendone è rincoglionito, lo sapete. Certo, cittadini non ne posso più mettere qua. Questo è poco ma sicuro. Devo cominciare l'espansione verso l'alto con i grattafioi, con i grattacieli. Ora i grattacieli a livello commerciale ci sono. E già questo è positivo. Allora, vediamo qua. Qui c'è tantissima richiesta residenziale. Ceto medio e alto. Bisogna creare dei servizi per i cittadini di quella fascia. Beh, di parchi, insomma, teniamo di parchi, vediamo. Insomma, esploro più parchi che case, fioi. Cioè, è pazzesco.
Ok. Il casino. Fioi, proviamo? Vai di casino, vai di casino. Dove lo faccio però? Ragazzi, le dura adesso, Vai! Adesso vediamo se il casino mi porta a qualcosa di buono. Che cazzo, cosa devo fare qua? Cartello, nuovi turisti a basso reddito. Che figata, ok. Vediamo se il casino mi porta a qualcosa di buono, ragazzi. Buono, raga, qua ho bisogno di consigli. Ragazzi, adesso io praticamente registro 3 video. Quindi faccio questo, dopo subito un altro e subito un altro. Io chiudo questo video e voglio vedere i consigli che ricevo da questa situazione. Però registrando anche gli altri, poi comunque vado avanti. Questo è un bel problema, è vero. Cazzo faccio? Va bene, ragazzi, facciamo così. Faccio questo video, lo carico, sparatemi i consigli e poi vediamo di migliorare o peggiorare. Ragazzi, un saluto dal comandone. Ciao!